Buongiorno, bentornati con l'appuntamento di A Voi la Linea con collegamenti e dirette dal nostro territorio. Partiamo subito dal Friuli occidentale. Questa mattina infatti all'esterno dell'ospedale di Pordenone è andato in scena un presidio organizzato dalle sigle sindacali CGIL, UIL, NURSID e RSU di ASFO per protestare contro i tagli nella sanità pordenonese e rivendicare nuove assunzioni per colmare la forte carenza di organico. Nel mirino il direttore generale, sentiamo. Siamo con Pierluigi Benvenuto, responsabile della sanità della CGIL di Pordenone, insomma un'ennesima richiesta che arriva con un'ennesima protesta. Sì, siamo costretti a fare un'altra protesta dopo un anno di proteste purtroppo, perché come dice il detto, errare è umano, perseverare è diabolico. Continua il nostro direttore generale a non assumere, anzi a lasciare a casa le persone che sono in scadenza di contratto. Abbiamo chiesto all'ultimo incontro sindacale, ci sono 40 infermieri e OS che sono a tempo determinato che gli scadono il contratto il 30 di giugno, abbiamo chiesto la proroga, lui ci ha risposto che deve riflettere. Un direttore generale che dà questa risposta è un direttore generale inadeguato a gestire la sanità di questa provincia. I numeri sono chiari, abbiamo rispetto al PAL 168 persone in meno, ma un PAL già a ribasso, quindi noi siamo veramente l'azienda che è senza personale rispetto a tutte le altre province, dati della regione, non del sindacato, della regione. La chiusura 2020 del personale delle aziende sanitarie, l'unica azienda in negativo è quella di Pordenone. Trieste e Udine hanno assunto e hanno positivi i numeri del personale. Non può essere che questa provincia continui a pagare la sanità in questa maniera. Purtroppo è già da un anno che ci stiamo provando, ma mi pare che siano tutti sordi da questo punto di vista. Il fatto stesso che stiano chiudendo dei reparti per poter dare la possibilità ai lavoratori di poter andare in ferie, questo conferma la carenza di personale. Non è vero che come gli altri anni i reparti venivano ridotti, quest'anno sono stati ridotti molto drasticamente. Poi vorrei fare anche un passaggio su quello che sono i nostri colleghi che ci stanno dando contro. Tutti quei risultati che hanno ottenuto forse si dimenticano che su quel tavolo c'eravamo tutti quanti noi, non c'erano solo loro. Se dopo anche la parte politica che non condivide questo nostro atteggiamento dovrebbe avere il coraggio di andare nei reparti e vedere la situazione com'è, come lavorano gli operatori e che servizio comunque danno a questa utenza che non è giusto che venga trattata in questo modo. La salute è un bene pubblico, bisogna tutelarlo in tutte le maniere e non possiamo pensare di fare bilancio risparmiando sui lavoratori. La cosa che noi lamentiamo è la impossibilità di comunicare con un'azienda che non è trasparente nei numeri, nella scelta delle sue politiche. Quest'anno verrà emanato anche il nuovo atto aziendale, ma noi tranne quello che viene pubblicato a sprazzi non sappiamo niente, non sappiamo niente della politica aziendale rispetto alla nuova configurazione aziendale, quindi, perché i cambiamenti possono fare e scompensano sempre. Però se ci venisse spiegato dove stiamo andando, se si andasse a monitorare l'azione che è stata fatta, che ricadute comporta, cioè non è possibile che dei lavoratori non sappiano a chi devono chiedere le ferie. Vorrei aggiungere che a proposito di atti dell'azienda ha appena varato un regolamento per la mobilità interna in cui c'è stato un confronto con i sindacati e con l'RSU. L'RSU ha presentato delle puntuali osservazioni, ma una delle principali, cioè che venga regolamentato anche la mobilità all'interno della piattaforma, non è stata accolta e questo secondo noi creerà molte difficoltà per i lavoratori, quindi non è un buon regolamento sulla mobilità. Noi è da tempo che chiediamo maggiori assunzioni, basterebbe che il direttore generale si facesse un giro all'interno dei servizi e dei reparti, si renderebbe conto della carenza di personale. Abbiamo raccolto 1500 firme in cui chiedevano e chiedono la risoluzione del contratto del direttore generale. Per quanto riguarda i numeri degli infermieri, ecco, quali sono le principali criticità ad oggi?
Ma diciamo che è un colapasta. Passiamo dall'area dell'emergenza in cui vi è una carenza importante, arrivando alle medicine. Il dato è quello che devono chiudere la chirurgia e le sale operatorie di Spilimbergo per dar modo di fare le ferie. Hanno ridotto i posti letto della pneumologia. Questo ha comportato che i professionisti, dopo aver dato il sangue, si ritrovano ancora in giro per la provincia. Non è giusto. E un'altra manifestazione di CGIL, CISL, UIL e FIALS questa mattina a Trieste per chiedere tutela al mondo della scuola al termine di un anno complesso e difficile. La richiesta principale è di organizzarsi con l'obiettivo di partire nel migliore dei modi, a differenza del 2020. In collegamento da Trieste per noi Andrea Pierini. Ci sei, Andrea? Buongiorno da Piazza dell'Unità d'Italia. Alle mie spalle state vedendo il presidio che si è concluso veramente da pochissimi minuti, quindi stanno adesso liberando la piazza. Il presidio questa mattina alle 11. Una manifestazione, come detto giustamente da studio, organizzata da CGIL, FLC, CISL Scuola, UIL Scuola RUAS, NALS, COMSAL e ANIEF. Perché? Perché la volontà, la richiesta, l'obiettivo è quello di ripartire con la scuola, che in realtà non è ancora finita perché finirà a luglio, nel migliore dei modi dopo un anno scolastico, quello 2020-2021, condizionato chiaramente dalla pandemia e da tutte le difficoltà correlate. Qual è l'oggetto della discordia? Perché ricordiamo che questa è una manifestazione che si è tenuta a Trieste, ma è una manifestazione che si è tenuta in tutte le piazze italiane, da un presidio davanti alle prefetture che poi hanno ricevuto i delegati sindacali. La richiesta è quella di rivedere il decreto scuola che, se raccontano i sindacati, hanno spiegato i sindacati, doveva partire alla base dal patto per la scuola posta al centro del paese. In realtà quel patto non è stato pienamente rispettato con il decreto che è stato predisposto dal governo, e quindi i sindacati chiedono una revisione della norma per stabilizzare tutti i precari, sia abilitati che non, ma con almeno 3 anni di servizio, la stabilizzazione del personale ATA, il rafforzamento degli organici, e in particolare il personale Covid, quello definito personale Covid, ovvero quel personale di supporto per gli istituti scolastici che era stato preso appunto a settembre-ottobre con dei concorsi e per la cui entrata in servizio ci sono state enormi difficoltà. E poi ovviamente si torna a parlare delle classi di pollaio e di edilizia scolastica, in particolare le classi di pollaio, quindi classi con troppi alunni rispetto alla capienza delle aule, un sistema che i sindacati ritengono oramai inaccettabile, a maggior ragione con le normative e le disposizioni anti-Covid. Io Paola ti ringrazio per la linea, se non ci sono domande da studio ti restituirei la linea. Allora, grazie ad Andrea Pierini in diretta da Trieste. E torniamo adesso alla vicenda dell'Udinese con la società che sta pensando di lasciare il capoluogo friulano. È rimasto sorpreso dalla reazione dell'Udinese il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che sottolinea come non ci sia nessuna polemica con i bianconeri. Abbiamo l'obiettivo comune di risolvere i problemi sollevati dall'ANAC. Sentiamo le sue parole. Sindaco, ieri l'Udinese ha lanciato questa proposta shock, appunto, di lasciare Udine. Qual è il pensiero del Comune di Udine? Il pensiero è di essere rammaricato a sentire questi annunci. Io penso che la storia dell'Udinese è legata alla città di Udine e deve restare legata alla città di Udine. Adesso che ci sono dei problemi, perché l'autorità dell'anticorruzione ha segnalato alcuni problemi, ma li dobbiamo risolvere senza dover scindere impegni, contratti che hanno fatto tra l'altro qui in città uno degli stadi più belli d'Italia e direi anche d'Europa. E poi, ripeto, per la città di Udine l'Udinese è un valore aggiunto e sarebbe grave che abbandonasse la città per andare da altre parti.
anche perché ritengo che non è facile così con uno schiocco delle dita costruire uno stadio o modificare una storia che è più che centenaria e che coinvolge non solo la squadra ma anche la stessa città di Udine. Anche perché, ricordiamolo, le osservazioni che ha fatto l'ANAC sono state rivolte al Comune di Udine, alcune possono essere sanate anche abbastanza facilmente. Sì, perché siamo anche noi controparte, non è solo l'Udinese su queste osservazioni, anche noi dobbiamo adempiere ad alcune osservazioni che sono state fatte, e quindi io ho già detto che bisogna sederci a un tavolo insieme all'Udinese Calcio e vedere di superare questi problemi. Io li ritengo tutti superabili, non c'è niente di insuperabile, però ci vuole la buona volontà e non così chiudere subito un rapporto che, ripeto, è un rapporto che parte da molto tempo e che deve continuare. Ha già avuto modo di parlare con la società bianconera? No, non abbiamo ancora parlato, anche perché noi stiamo verificando adesso quali sono, leggere bene questa sentenza dell'ANAC, sono 27 pagine e abbiamo incaricato l'avvocatura del comune di definire le cose e spero che l'Udinese venga a parlare con noi o andremo noi a parlare dall'Udinese Calcio, non c'è questo problema, l'importante è incontrarci e trovare soluzioni a quanto abbiamo ricevuto da questa authority che è importante e bisogna adempiere alle osservazioni che ci hanno fatto. Grazie a Marco Pasquariello, il sindaco di Udine. Qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Eccoci con la seconda parte dell'appuntamento di A Voi la Linea. Ci colleghiamo adesso in diretta dal Visionario di Udine. Infatti comincerà il 24 giugno la 23esima edizione del Far East Film Festival, che dopo lo scorso anno in streaming torna in presenza a organizzare eventi con il pubblico. Ci racconta tutto Marco Pasquariello. A te la linea, Marco. Sì, buongiorno Paola, buongiorno a chi ci segue da casa. Hai detto bene, perché il Far East dal 24 giugno torna appunto in presenza. Dopo un anno di streaming, un anno in cui si sono imparate tante cose, tanto che, lo chiediamo subito a Sabrina Beracetti e Thomas Bertacche che sono qui con noi, tanto che si è imparato da questa esperienza, infatti sarà un festival misto. Esatto, sarà un festival ibrido che parte con questo cambio della location, appunto perché non avendo l'estate asiatica abbiamo tantissime altre cose da mettere sul tavolo, in particolare appunto il nuovo Visionario, appena ristrutturato, con una sala addirittura con l'Atmos, il sistema Dolby Digital Atmos, per cui avremo un film giapponese in Atmos. E quindi metteremo in atto tutte le forze relative appunto a questa nuova location, con l'aggiunta del cinema centrale, altre 2 sale. Quindi, ma allo stesso tempo siamo presenti sull'online perché abbiamo la nostra piattaforma, per cui chiunque ci voglia seguire non da Udine potrà farlo. Ma la cosa più importante è che torniamo in presenza, e questa per noi è la cosa principale, perché è l'obiettivo che ci siamo dati già dall'anno scorso. Per noi la cosa più importante è portare le persone in sala di fronte al grande schermo a condividere queste emozioni, e le emozioni dall'Asia sono tantissime, per cui è il momento giusto per buttarsi e fare buttarsi in questa carrellata di film che arrivano da 11 cinematografie diverse. Ci sono 6 prime mondiali, abbiamo la prima mondiale di un nostro carissimo amico che è Free Chan, che torna a raccontarci attraverso il genere horror che cosa significa trovare casa ad Hong Kong, che è difficilissimo perché il mercato immobiliare è proprio schizzato, per cui gli appartamenti costano tantissimo, per cui oltre al discorso di rileggere i generi, questa selezione ci parla moltissimo di cosa succederà dall'altra parte del mondo. E molte cose succedono, positive e negative. Ecco, sono 63 i titoli che saranno proposti appunto in questa settimana e poco più di Far East. Bertacche, com'è tornare a vivere il Far East con la gente, con la community del Far East? Beh, si rischia di essere retorici, insomma, no? Tornare a vivere è un primo passo questo, insomma, nel senso che mancano ancora gli ospiti dall'estremo oriente che per motivi di quarantena non possono ancora muoversi, ma siamo piuttosto contenti di come siamo
riusciti a costruire questa nuova edizione del festival. Insomma, abbiamo cambiato un po' le cose, abbiamo deciso di non lavorare in un'unica location come era l'anno scorso al Teatro Nuovo, che avrebbe creato un po' di intasamento agli ingressi e alle uscite, e abbiamo deciso di lavorare in tutta la città di Udine, quindi nelle sale del Visionario, nelle sale del Centrale ci saranno molti film contemporanei, la gente potrà scegliere quali film vedere, potrà rinunciare a un film d'azione se preferisce una commedia romantica o potrà scegliere un horror se non gli piacciono i drammi, e oltre a questo c'è tutto ciò che il festival è, che vuol dire una serie di eventi in giro per la città, un'occupazione, un'invasione della città, dai giardini di Casa, al giardino della Fortuna, al castello, alla piazza San Giacomo, con una presenza importante da fuori di persone appartenenti all'industria del cinema, cioè quelli che fanno il cinema, quelli che rendono un festival necessario e importante adesso, perché insomma, se è solo per vedere il film non serve, se c'è tutto il resto serve. Insomma, quindi speriamo di riuscire, non speriamo, siamo abbastanza convinti di riuscire a rendere Udine viva come solitamente, vivace come solitamente durante il Far East, come siamo abituati a ricordarci. Ricordiamo anche che appunto qui del Visionario ci sarà un vero e proprio villaggio del Far East con anche un importante scenario esterno con 400 posti. Esatto, la novità è proprio l'arena cinematografica open air del Visionario, quindi sul prato del Visionario che è qui proprio sotto di noi, 400 posti con un grandissimo schermo, quindi ogni sera quando tramonta il sole chiaramente mostreremo quello che è il film di punta di ogni giornata, che va appunto in prime time, come sapete bene voi che fate della televisione. Avremo 2 food truck, per cui ci sarà cibo, ci sarà la possibilità appunto di interagire, cosa che insomma ci manca da molto tempo, e soprattutto ci sarà appunto il cinema su grande schermo e la possibilità di vedere tutti insieme. Dicevamo prima concerti, ci sarà incontri, ci sarà una piccola fiera del libro, del manga giapponese, ci sarà una serie di attività che avvengono in questo spazio. Ci saranno dirette che noi faremo quasi continuamente, insomma, da Udine, dal Visionario, dal Prato, dall'interno, su quello che sta succedendo al Far East. Benissimo, ringraziamo i nostri ospiti. Dal Far East, dal Visionario è tutto appunto in vista della 23esima edizione del Far East. Paola, a te la linea. Grazie Marco, grazie ai tuoi ospiti, e voltiamo pagina, burocrazia, tasse, ma anche sostegno alla famiglia. Prossimi investimenti del gruppo in regione, progetto delle Noghere a Trieste, sono alcuni dei temi che l'ingegnere Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, ha affrontato ieri a Cargnacco a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto ABS. Eccesso di burocrazia e peso eccessivo della tassazione sono i 2 freni principali al fare impresa in Italia, lo ha detto il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto dell'ABS a Cargnacco. Lo dicono tutti, ma non è cambiato niente, perché i ministri, i presidenti passano, l'organizzazione ministeriale rimane solida. Quindi è difficile fare qualsiasi cosa. Noi siamo per il rispetto delle regole, ci vorrebbero poche regole, grande disciplina di rispettarle e eliminare tutti questi passaggi, queste robe e così via, da un lato. Dall'altra parte c'è la tassazione del personale, questo parlo anche per personale, che va in qualche modo diminuita, ma se abbiamo il costo di un'amministrazione così pesante sarà difficile impiegare le tasse per diminuire quelle sugli stipendi, no? Bisognerebbe fare una cosa in parallelo in modo di diminuire il costo della struttura. Mi sembra che incida al 45% anche in regione il costo della struttura regionale sul costo totale, diminuirla, portarla efficiente, portarla a un ragionevole 20-25%, a un'azienda ragionevole il 15%, lì ci vediamo al 25%, e quindi facilitare le tasse e così via. E soprattutto detassare i primi a essere detassati quelli che hanno un figlio, 2 figli, 3 figli. Lì bisogna essere più decisi di quando sono oggi. Si parla tanto di donne al lavoro, mia nonna è tua zia, ma però in fatto se io sono una famiglia, siamo tutti e 2 che lavoriamo, ho bisogno di un servizio. Il servizio non è un asilo che comincia alle 10 e finisce alle 4, ma un asilo che comincia alle 7:30, alle 7, finisce alle 6 o alle 6:30 secondo me, e che fa il babysitteraggio dai 3-6 mesi in poi. Quindi tutte queste cose vanno inquadrate, va pensato al futuro, il futuro è figli, giovani, scuola e famiglia.
Sul fronte dell'allineamento tra offerta del sistema formativo e mondo dell'impresa, Benedetti ha riconosciuto l'impegno delle istituzioni, ma ha invitato a fare altri passi concreti. Stiamo lavorando col magnifico rettore per fare i 2+1 dell'ITS, perché siamo convinti che avere il diplomato ingegnere tagliando a metà l'ingegnere doctor non serve a niente. A noi serve un perito evoluto, diplomato, 2 anni di ITS più 1 di università, che aumenta la competenza, ma è una competenza, l'abbiamo detto in tutti i modi, che si accompagna al fare. Competenza e fare. Ecco, questo stiamo lavorando, abbiamo visto dal magnifico un'apertura, un'ouverture, speriamo, e quindi siamo determinati che sia la volta buona. Anche l'ITS, tutti parlano di ITS, Draghi ha parlato dell'ITS, tutti parlano dell'ITS, poi non c'è una denominazione, nelle domande di lavoro non c'è la specializzazione ITS, cioè è una cosa che vola lì, no? Ma non è ben definita. Definiamola perché serve. Il perito che è stato, io sono un perito, che è stato portante nell'industria di 40 anni fa, oggi è insufficiente per la competenza. Il perito di oggi è 2+1, 2 anni di ITS più 1 di università. Quello è il perito che serve alle aziende di oggi. Il presidente della Danieli si è poi soffermato sui prossimi investimenti in regione del gruppo. In regione l'impianto Sfere che partirà fra 2 mesi, che è costato 60-90, e poi azioni di miglioramento e di automazione che, come ha detto Scolari, il CEO, ci costeranno 200 milioni. E poi ci sono questi 200 milioni che volano per questa colata continua verticale, insomma altre cose così. Quindi direi che il nostro obiettivo adesso è per il 2023 andare a 1400 miliardi. E dovremo dal prossimo anno pensare cosa fare dopo il 2023, no? E lì vedremo. Un passaggio finale anche sul progetto di realizzazione con l'olandese Metinvest di un impianto industriale ecosostenibile nella Valle delle Noghere tra Trieste e Muggia. Andrà in consiglio di amministrazione questo mese della Metinvest. Quando? Alla fine del mese o alla prima settimana di luglio. E lì sapremo se viene il progetto delle Noghere, mi auspico, perché abbiamo la possibilità di fare un super impianto per piani tipo questo vicino a casa. È un impianto che farà appunto i 2,4 milioni, previsto per espandersi a 4 milioni di tonnellate. Sì. Dovrebbe diventare il centro di un prodotto di qualità che poi, come commentavo con il magnifico Cavaliere Arvedi, il caso, e lui è d'accordo, il caso, vede, anche lì è caso, non c'è visione, no? Lei ha un treno a freddo e più tutti gli ammenicoli che forniremo il prossimo anno, cioè un cold complex di livello. Quindi stanno essendo un polo della siderurgia. Bravo. E si chiude qui questo appuntamento di oggi di A Voi la Linea. Vi ricordo che l'appuntamento è in diretta con l'informazione su Telefriuli torna alle 16:30 con il nostro telegiornale pomeridiano. Vi auguro un buon pomeriggio e vi ringrazio per l'ascolto.